mai? Amore, che ho il pensiero a mia mamma che è da sola a casa e di sicuro si sta annoiando, sarà triste e starà cadendo in depressione. Pronto, mamma? Che ti senti da sola? Ma no, amore mio, non ti preoccupare, perché qua con me ci sono Gesù, lo Spirito Santo e gli angeli che mi proteggono. Sì, ma digli che vengono uno alla volta, mamma, se no è assembramento ed è multa. Ora ci dico che si mettono le mascherine. Pronto, amore di mamma? Mamma mia, mamma, te lo metti meglio sto cellulare, per favore. Ma perché? Come ce l'ho messo? Ti vedo solo la bocca. Io non lo so mettere meglio. Dovevamo fare una videochiamata e sta finendo che ti stai facendo una gastroscopia. Pronto, amore di mamma? L'hai visto il telegiornale? Secondo me c'è qualche cosa che non va. In che senso, mamma? Nel senso che secondo me c'è qualcuno che fa complotto contro il popolo, perché loro ci temono. Ma ci temono chi, mamma? Ci temono chi? Ma chi te le mette in testa ste idee? Giovanotto, guarda che non lo dico solo io, lo dice pure Antonella. Chi è Antonella? Antonella, la signora del piano di sotto, che a lei gliel'ha detto sua figlia, gliel'ha confermato. E tu lo sai chi è sua figlia? Chi è sua figlia, mamma? Quella che lavora al panificio, che loro sono rimasti aperti in tutto questo periodo e quindi sanno più cose. Quindi tu stai supponendo, mamma, che in questo momento Antonella e sua figlia sono due massoni, giusto? No, quali massoni? Cucuzza, quelle del piano di sotto. Cucuzza, non te le ricordi? Cucuzza. Pronto, mamma? Che è successo? Sono le 2 di notte. Amore di mamma, è successa una cosa gravissima. Mamma, che è successo? Non mi fare preoccupare. E lo so, ma è veramente grave. Che è successo? È spuntata la ricrescita tutta, tutti i capelli bianchi, sto diventando vecchia. Pronto, mamma? Senti, mi spieghi come si fanno le lasagne? Ma certo, amore mio. Allora, prendi un poco di tritato e lo cucini. Sì, ma un poco quanto, mamma? Tritato Un quanto? poco, quello che ti serve. Sì, no, io non lo so quanto me ne serve, se me lo... Quanti siete voi? 2. Oh, tritato per 2. Tritato per 2. Per 2, vabbè. Poi prendi la besciamella e gliela metti a giro. Che vuol dire a giro, mamma? Che vuol A dire? giro, quella tu lo vedi che fa il giro. Ma il giro di dove, mamma? Il giro per la circonvallazione della teglia. Per la... Vabbè, mamma, e poi... Poi gli metti un poco di formaggio di quello importante. Qual è il formaggio importante, La metti mamma? in forno e appena è pronta te la mangi. Ma appena è pronta quando, mamma? Quanto ci deve stare in forno qua? Deve cucinare il tempo che ci vuole. Il tempo che ci vuole, va bene. Chiarissimo, mamma, Buon chiarissimo. appetito, grazie. amore mio. Ciao, ciao, chiudi. E secondo lui io gli do la ricetta precisa. Se vuoi le mie lasagne devi venire da